È imminente ormai il congresso della Lega, si è parlato di una sua candidatura, ci sono novità in questa direzione? Intanto non c'è ancora la candidatura perché questo è il segreto di Fatima, non si deve sapere, i delegati non devono sapere che c'è il congresso il 24, sabato prossimo, che lo sanno tutti, anche le capre barbane, però non si deve sapere, i militanti non devono sapere, in modo tale che si possa poi arrivare all'ultimo, fare la sorpresa, fare il cucù. Ecco, siamo a questi livelli qua. Non abbiamo neanche il regolamento, cioè anche questo è qualcosa di etereo, non si sa quale sia il regolamento, che è lo strumento attraverso il quale si può esplicitare un congresso, e non abbiamo ovviamente neanche candidature definitive. Mi dicono addirittura che ci sia un quarto candidato, una quarta candidata, non so chi sia, questa è una voce di questa mattina, quindi ve la do anche in anteprima. Quindi insomma è tutto bello, meraviglioso, peccato che si continui a parlare di potere, di posti, di careghe e poco di partito, del futuro del Veneto. Di cosa avrebbe bisogno la Lega qui in Veneto, secondo lei? Cosa dirà il congresso? La Lega, come tutti i partiti, ha bisogno di uomini e donne che abbiano testa, cuore e gambe. In questo momento qua siamo un po' lentini, il testo, insomma, le idee un po' annebbiate e la passione si fa fatica a intravedere. D'altronde non è un caso che i consensi siano drammaticamente scesi, che i gazebo siano drammaticamente vuoti. C'è bisogno di ritornare a parole d'ordine importanti, di avere una visione del futuro, di avere una visione nel futuro energetico, la transizione ecologica, la sicurezza, il modello sociale che vogliamo, il territorio, l'autonomia, insomma, e tutto questo va portato con passione, con cuore, bisogna trasmetterla questa energia. Francamente vedo tanti fiappi, ecco, non vedo proprio tutta questa grande capacità di trasmettere entusiasmo. Però insomma dai, siamo ottimisti. E per quanto riguarda Forza Italia, cambia qualcosa qui in Veneto? Cioè, come guardate a questo elettorato? No, cambia qualcosa nel mondo della politica a 360 gradi, quella è cioè c'è un mondo con Berlusconi e un mondo senza Berlusconi. È chiaro che la politica deve inevitabilmente ritrovare nuovi assetti e nuovi equilibri. Assisteremo a delle rivoluzioni copernicane in politica. Sarà un periodo molto interessante.